Signori, buongiorno, ben ritrovati nell'Aula Magna dell'Ateneo Veneto, ben ritrovati a chi è qui presente e anche a chi ci sta seguendo nella nostra diretta streaming nel canale YouTube dell'Ateneo. Siamo qui, 36esima edizione del Premio Torta per il restauro architettonico di Venezia, della città metropolitana. È un bel traguardo e io vorrei dare subito la parola al padrone di casa, che è il nostro presidente, l'ambasciatore Giampaolo Scarante. Grazie, rinnovo il mio benvenuto a voi tutti. Cercheremo di rispettare i tempi di questa cerimonia, anche in ragione delle prescrizioni per il Covid. Vi invito naturalmente a tenere la mascherina per tutto il tempo aderente al vostro viso. Allora, signori e signori, carissimi amici dell'Ateneo, il 16 novembre di 2 anni fa, qualcuno di voi, anzi parecchi di voi erano presenti, in questa stessa sala si svolgeva la cerimonia della consegna del premio Torta per l'anno 2019. Come ricorderete, la città di Venezia, il suo centro storico, le isole, gran parte del litorale, erano state colpite da una grandissima calamità. L'acqua grande del 12 novembre e dei giorni successivi, che con i suoi 187 centimetri di marea aveva messo in ginocchio l'economia e assestato un duro colpo al morale dei veneziani. La nostra vita quotidiana, voi siete veneziani, lo ricorderete senz'altro, era stata brutalmente interrotta. Il centro storico era paralizzato, i trasporti pubblici erano sospesi, gli esercizi commerciali chiusi e le calli veneziane erano disseminate di merci andate perdute. Nel silenzio si udiva solo il rumore delle pompe che cercavano di togliere l'acqua enorme che era entrata in tutte le abitazioni. Su tutto questo aleggiava un'atmosfera di profondo sconforto. La decisione di tenere la cerimonia del premio Torta in quelle condizioni, ricordo che questa stessa Aula Magna era stata totalmente allagata, non fu facile. Ricordo che fu la determinazione dell'amico Mariano Carraro, che nel corso della nostra telefonata, in cui appunto guardavamo i pro e i contro di questa coraggiosa decisione, perché la città, vi ripeto, era ancora ferma e bloccata, a un certo punto Mariano Carraro mi ricordo che disse, basta, dice, facciamola. E infatti l'abbiamo fatta. E la cerimonia andò bene, andò per il meglio, chi c'è lo ricorderà, la sala era gremita di gente nonostante le condizioni intorno a noi fossero difficili, ma soprattutto questa massa di persone che vennero coraggiosamente della nostra Aula Magna crearono intorno all'evento un'atmosfera di straordinaria, direi, me la ricordo molto bene, di grandissima intensità morale e di grande impegno civile che si sentiva provenire dalle coscienze, dalle persone che erano state così duramente toccate. Si voleva ripartire tutti insieme, si voleva sconfiggere la natura avversa, si voleva riprendere la vita nelle nostre mani. Fu forse la prima manifestazione pubblica dopo i gravi eventi dell'Acqua Grande e il suo svolgersi, qualcuno lo ricorderà, venne interpretato quale un segno di speranza. E voi lo sapete che gli uomini possono fare a meno di tutto, o quasi, ma non possono fare a meno della speranza. Anche oggi, come quel 16 novembre di 2 anni fa, siamo riuniti per la celebrazione della consegna del premio Torta. Anche stavolta, speriamo di poterlo dire, siamo reduci da un'altra gravissima calamità, la pandemia innescata dal Covid-19. È una tragedia che ha colpito non solo Venezia questa volta, ma tutto il mondo, causando un numero incredibile di lutti, di sofferenze, e che, permettetemi di dirlo, è ancora più insidiosa dell'acqua alta, è ancora più insidiosa delle acque che crescono spinte dal vento di scirocco, perché insinua incertezza nell'animo di tutti noi, che ancora persiste, perché fa emergere nella nostra società pulsioni irrazionali che credevamo di non dover più vedere, perché sostituisce la socialità con il timore e subdolamente incoraggia la diffidenza e l'egoismo verso il nostro prossimo. E quindi anche questa occasione di oggi, la consegna del premio Torta per l'anno 2021, diventa quindi un motivo di speranza per tutti noi, la speranza di ritrovare un futuro
fatto di socialità, di solidarietà e di razionalità condivisa da tutti. E quindi con particolare piacere che porgo il benvenuto agli illustri ospiti che sono oggi qui presenti. Sua Eccellenza Reverendissimo il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Noi tutti ricordiamo la sua visita pastorale 2 anni fa in questa sede. L'assessore ai lavori pubblici di Comune di Venezia Francesca Zaccaratto, che ringrazio molto per essere qui, siamo lieti della sua presenza, e l'assessore al bilancio della Regione Veneto Francesco Calzavar, che non è ancora arrivato, ma che gli trasmetterò i miei saluti appena arriva. E inoltre saluto un po' tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti oggi e anche quella parte non indifferente e così resistente, così resiliente del mondo della cultura veneziana che oggi qui è ampiamente e degnamente rappresentata. Un benvenuto particolare al primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, e alla presidente della Venice Garden Foundation, Adele Rebaudengo, che in questa cerimonia, come vedrete, avranno un ruolo importante. Io vengo al premio Torta. Il premio Torta è stato istituito oltre 40 anni fa per ricordare la figura dell'ingegner Pietro Torta, socio di questa istituzione, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia per un lungo periodo e appassionato protagonista del restauro edilizio della nostra città. Il premio è frutto di una collaborazione che posso dire oramai consolidata fra l'Ordine degli Ingegneri della città metropolitana e il Collegio degli Ingegneri, che sono presieduti da Mariano Carraro e da Sandro Boato, che sono qui presenti, e l'Ateneo Veneto. Il premio cosa si prefigge? Intende esprimere un riconoscimento a una personalità che sia italiana o straniera, che abbia promosso, progettato e realizzato interventi di restauro nell'ambito della città metropolitana. Ma esso vuole anche essere un'altra cosa, che forse è ancora più importante se possibile, vuole essere un momento di riflessione sul restauro e sul senso più profondo che esso deve assumere in una realtà così complessa, così difficile come quella della città metropolitana, della città di Venezia. Nella cerimonia di oggi noi consegneremo il premio Torta e la menzione di onore per il 2021. Sarà la presidente della giuria, Paola Marini, che ringrazio per il lavoro che ha svolto con passione insieme agli altri membri della stessa giuria, che vi illustrerà i destinatari del premio che oggi consegniamo, le motivazioni del premio e anche la ratio, diciamo, con cui si è proceduto a premiare, a conferire il premio. Ecco, io mi fermo qui, desidero ancora una volta ringraziare chi ha permesso che questa manifestazione si realizzasse, ringrazio in particolare l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio degli Ingegneri che sono partner imprescindibili di questa iniziativa e ringrazio naturalmente tutti voi che oggi, questo sabato mattina, siete qui per assistere con noi e condividere questa cerimonia. Vi ringrazio e buona permanenza all'Ateneo Veneto. Ecco, allora, come avete sentito, l'altra anima del premio Torta sono gli ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia e il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia. Quindi, per un'introduzione, invito l'ingegner Mariano Carraro, presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Buongiorno a tutti, un saluto cordiale a chi ha voluto partecipare oggi e che ci onora della presenza. Due parole riguardo al premio Torta che fu istituito, come diceva poc'anzi il presidente Scanante, nel 1974 dall'Ateneo Veneto, in memoria dell'ingegner Pietro Torta, che è stato presidente del nostro ordine, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, dal 1959 al 1973. L'ingegner Torta fu anche libero professionista e cultore proprio delle attività di restauro e conservazione del patrimonio edilizio del centro storico veneziano, che sapete bene è un qualcosa di particolare e di unico al mondo. Promotrice, animatrice e finanziatrice, mi piace ricordarlo, del premio è stata Paola Volo Torta, che è vedova dell'ingegner Pietro fino al 1997, anno della sua scomparsa.
A partire del 1999, quindi subito dopo, l'Ordine e il Collegio degli Ingegneri di Venezia sono subentrati nella promozione, nel sostegno al premio, che è rivolto a persone, amministrazioni pubbliche e private, enti italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti nel promuovere, finanziare, progettare, dirigere, realizzare opere di restauro e di rifunzionalizzazione finalizzati a un corretto riuso degli edifici storici, che sono storicamente datati ma di particolare pregio, della città metropolitana di Venezia. Si è esteso l'ambito del centro storico all'intera area della città metropolitana. Voglio sottolineare, mi preme farlo, che il premio va assegnato a una pluralità di soggetti, in quanto che il processo di realizzazione di un intervento edilizio coinvolge molti operatori pubblici e privati che forniscono alla realizzazione dell'intervento stesso attraverso il proprio lavoro e concorrono con una molteplicità di competenze e responsabilità al successo dell'iniziativa. Il committente privato o pubblico che sia, il finanziatore, i progettisti, il direttore dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i direttori operativi, gli ispettori, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici, che sono indubbiamente molte nell'ambito anche dei cantieri di restauro, i fornitori dei materiali, i subappaltatori, il direttore di cantiere, gli artigiani, i restauratori, gli operai specializzati, i collaudatori. Ho voluto elencarli tutti per dare un'idea della quantità di soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi che poi formano oggetto delle valutazioni per l'assegnazione del premio. Fra tutti questi saperi, naturalmente, un ruolo importante, e qui chiaramente ricordo gli ingegneri che nelle loro diverse specializzazioni edile, strutturale e impiantistica concorrono nella progettazione e realizzazione degli interventi. Per l'assegnazione del premio è istituita una commissione appunto tra l'Ateneo Veneto, il Collegio e l'Ordine degli Ingegneri, e anche quest'anno il lavoro della commissione è stato molto ampio, approfondito, estremamente interessante e stimolante. Io ho partecipato e ne sono stato ben felice e ne sono anche particolarmente onorato proprio per la qualità del lavoro che è stato svolto, e quindi ringrazio veramente molto di cuore l'Ateneo Veneto che ormai da parecchi anni organizza e ci ospita, in questo caso nella persona del suo presidente Giampaolo Scarante, ma anche dell'efficientissima Silva Menetto, che cura l'organizzazione e tutto quello che serve per far sì che la Commissione lavori, funzioni. Grazie Silva, veramente hai fatto un lavoro notevole. Ringrazio il Presidente della nostra Commissione per l'assegnazione del premio, la grande Paola Marini, non trovo un aggettivo meno adatto o più adatto, e poi tutta la commissione composta da Mauro Marzo, Gianmario Guidarelli, Maura Manzelle, che ha svolto anche le funzioni di segretario della commissione dal punto di vista naturalmente tecnico dei lavori e operativo, perché è stata veramente un propulsore delle attività della commissione stessa. E poi naturalmente i colleghi dell'Ordine del Collegio, Sandro Boato che poi dirà la sua, che è Presidente del Collegio, Erio Calvelli del Collegio Ingegneri e Roberto Scibilia, che purtroppo oggi non ha potuto essere presente per motivi personali emersi all'ultimo minuto, e che appunto hanno fatto parte della Commissione. Ringrazio e saluto tutte le autorità presenti, concedetemi un saluto particolare a Sua Eminenza Francesco Moraglia, e che poi avrò il piacere di ascoltare, come ascolterò con molta attenzione tutti gli interventi che seguiranno.
Molte grazie. Allora, noi siamo particolarmente contenti di avere con noi le istituzioni quest'oggi e quindi per un saluto istituzionale io vorrei invitare al podio l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto. Grazie, un saluto a tutti. È per me assolutamente un piacere condividere oggi con voi l'assegnazione del premio Torta. È un piacere portare i saluti del nostro sindaco Luigi Prugnaro, di tutta l'amministrazione comunale e della città di Venezia che mi onoro in questa occasione di rappresentare. Ringrazio per l'invito il presidente dell'Ateneo Giampaolo Scarante e saluto i presidenti dell'ordine e del collegio. Saluto e ringrazio e mi complimento con la Presidente Marini della Commissione e con tutti quelli che assieme a lei hanno contribuito perché questo premio potesse essere assegnato. Saluto le autorità presenti e saluto in maniera particolare anch'io Sua Eminenza, il nostro Patriarca Moravia. Credo che questo premio sottolinei per tutti noi, ognuno con il suo ruolo, con le sue responsabilità, quello che deve essere per l'appunto la grande responsabilità che ognuno di noi dobbiamo sentire verso questa straordinaria città di Venezia. Torta è sicuramente, almeno per come io l'ho percepito, il riconoscimento che può permetterci di mettere assieme il passato, che è la storia di questa città, il presente, che sono le difficoltà che tutti i giorni incontriamo. Abbiamo ricordato quello che è stato la tragedia, perché così la dobbiamo definire, dell'Acqua Granda, quella che è stato il problema e che è tuttora della pandemia, quello che è il problema che tutti i giorni affrontiamo della residenzialità, ma è anche il nostro futuro e quindi quella che noi chiamiamo la salvaguardia di questa città. Ed è dunque questo premio un'opportunità di incontro e di confronto tra quelle che sono professionalità, conoscenze che si confrontano quasi ogni giorno per ritrovarsi e ripensare ad una ristrutturazione che deve superare quelli che sono i limiti e quindi deve avere una prospettiva attraverso la quale sia possibile ripensare alla città in grande, attraverso dei progetti continui, degli interventi continui e soprattutto anche dei finanziamenti tali che possano permettere di superare temi che sono ancora sul tavolo da troppi anni. Quindi il lavoro che questo premio sta facendo è un lavoro di grandissima importanza e io spero che questo 2022 possa veramente permettere a tutti, ognuno per la propria competenza, di guardare con la stessa passione, con lo stesso amore, con lo stesso coraggio che mettono tutte le persone che sono interessati a questa città, di continuare a mantenere Venezia unica e straordinaria come è stata in tutti i suoi anni e nella sua storia. Un saluto e un grazie particolare a quelli che sono le persone che verranno premiate, perché per me sono state anche amici, sono tuttora amici, quindi saluto l'amico procuratore di San Marco Tesserin, saluto la Presidente Adele, con le quali abbiamo anche lavorato fianco a fianco, perché io credo che il più grande risultato lo riusciremo ad ottenere quando pubblico, privato e tutte le istituzioni partecipano per un interesse comune che è quello della nostra città. I premi che oggi vengono assegnati testimoniano questo risultato e quindi io non posso che essere onorata di condividerli con voi in questa assegnazione di questo 2021. Grazie a tutti. E allora adesso invito Sua Eccellenza il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, per il suo saluto.
Buongiorno a tutti, rivolgo il mio ringraziamento al Presidente dell'Ateneo Veneto, l'ambasciatore Giampaolo Scarante, per l'invito all'odierna cerimonia. Il grazie va anche a quanti promuovono il premio Pietro Torta, che in questa edizione 2021 è stato assegnato alla Procuratoria di San Marco per, recita la motivazione, la costante e qualificatissima opera di restauro e manutenzione portata avanti a favore della Basilica Cattedrale e di fatto all'intera città di Venezia, di tutti quanti, che fruiscono, venendo da ogni parte del mondo, della nostra unica città. Rinnovo la mia stima e gratitudine al primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, che ritira il premio ed incarna al meglio la cura e la passione per l'ingente e delicata opera di conservazione, restauro e manutenzione della Basilica, dedicata, come sappiamo, all'evangelista martire Marco. La storia del premio Torta, come è stato già detto, è assegnato questo premio a una personalità o a istituzioni che si sono distinte per l'amore alla città e alla cultura del territorio, a cui viene riconosciuta un ruolo speciale nella tutela di Venezia, nella promozione di Venezia. E il premio oggi assegnato a Carlo Alberto Tesserin va proprio in questa direzione. Il servizio attuale del primo procuratore alla Basilica di San Marco mostra la costanza del suo impegno per la città e la sua visibilità, che si concretizza nella realtà della Basilica, che con i suoi secoli di storia, la sua bellezza, rappresenta la vita della Chiesa locale ed è anche l'immagine della città nel mondo. Però vorrei dire anche un'altra cosa, perché è stato citato questo periodo così difficile dell'acqua granda e anche del Covid. La Basilica rappresenta anche tutte le altre parrocchie della diocesi, dando possesso a un parroco in quest'area. Gli davo 2 chiese e gli ho detto: io ti do 2 cattedrali. Non ci sono cattedrali in Italia che possono reggere il confronto con alcune parrocchie veneziane. Non è solo quindi la Basilica, ma quanto viene fatta a suo favore, che diventa simbolo di uno sforzo per edificare la polis, la città, contraddistinta da peculiari rapporti che trovano l'ultima spiegazione in quell'arte che diventa il bello e che nasce dalla fede, perché San Marco è questo, la Basilica di San Marco è questa. Dai problemi conservativi alla capacità di accoglienza, dalle celebrazioni delle feste liturgiche anche quotidiane, gli appuntamenti culturali. Mi diceva il primo procuratore: dobbiamo difenderci dalle tante richieste che abbiamo, e io capisco che bisogna essere saggi nel dire sì e nel dire dei no. Riconoscere e premiare l'impegno di chi custodisce la Basilica, cioè la Procuratoria e il primo procuratore, significa sottolineare l'impegno condiviso di quanti lavorano nelle diverse comunità della diocesi e sono veri custodi della bellezza dei servizi di carità, anche di educazione, di prossimità, di dialogo. E come è stato detto dall'assessore prima, che il premio Torta è anche un momento di confronto e di incontro, e credo che questo sia un valore aggiuntivo importante.
Tutto questo può essere allora motivo di gioia, di speranza, come ha detto giustamente l'ambasciatore. Noi possiamo umanamente parlando fare a meno di tante cose, ma della speranza no. Se ci tolgono la speranza, ci tolgono anche il gusto della vita presente. La cerimonia di oggi avviene, come è stato ricordato, a 2 anni dalla tragica Acqua Granda del novembre del 19, che aveva messo in ginocchio, come sappiamo, la città, molte sue strutture, molte sue attività. Il Presidente ha ricordato come è stato celebrato il premio Torta proprio nell'anno 2019. La città però non è stata a guardare, ha superato gravi difficoltà, comincia a rialzarsi, a porre premesse per una sua ripresa complessa, che però non dobbiamo mai dare per acquisita. La Basilica ora viene di nuovo visitata, talvolta vi sono anche turisti in attesa. Da qualche tempo, infatti, Venezia è di nuovo tornata a vivere, speriamo rispettando le regole, perché i dati attuali della pandemia ci indicano la strada della prudenza. Gli accadimenti chiedono con forza che la città sia messa, e questo dico da parte delle istituzioni, della politica, dell'economia, delle realtà sociali e culturali, in condizione non di sopravvivere, ma di avere un progetto, in sintonia col particolare tempo di transizione che viviamo, in cui l'ecosostenibilità e prima ancora la centralità della persona siano garantite. Dobbiamo tornare ad abitare Venezia come cittadini che possono vivere la loro quotidianità in modo accogliente, in modo ordinato, in una città a misura di uomo, nelle differenti stagioni della vita umana e direi anche a misura di famiglia, senza ridurla a una città che si racconta solo nei libri di storia d'arte, pure certe volte riducendo la città a prodotto commerciale che si usa e speriamo non si getti. Il lavoro prezioso per la Procuratoria di San Marco svolge, è noto a tutti, però io qui ringrazio il primo procuratore che viene anche premiato, però con lui voglio ringraziare anche gli altri procuratori che vedo, alcuni procuratori che vedo, poi intendo ringraziare il Proto, intendo ringraziare il personale, le maestranze che vi operano. Il lavoro della Procuratoria di San Marco è essenziale per continuare a raccontare a tutti che Venezia, iniziando dalla sua Basilica d'Oro, è viva, intende ripartire ricostruendosi come civitas, dicevo, dai valori antichi declinati secondo il nostro tempo. Per questo, mentre siamo felici che la struttura del Mose cominci con una certa regolarità ad alzarsi per salvare la città dalle conseguenze delle acque più alte, insieme a coloro che hanno a cuore la Basilica, ma anche la vita quotidiana della città, siamo non poco preoccupati che non si sia ancora giunti a risolvere quei gravi disagi che portano le acque medio-alte. La strada per la soluzione di queste questioni è lunga, è irta di ostacoli, lo capiamo bene, ma abbiamo bisogno anche di stare nei tempi. Rinnovo quindi il mio augurio alla Procuratoria di San Marco affinché onori sempre meglio i suoi compiti di salvaguardia, di valorizzazione di un patrimonio inestimabile affidato alla cura, alla responsabilità di tutti, con interventi che si dispieghino in tempi consoni all'urgenza. Grazie.
Grazie Eccellenza. Adesso entriamo nel vivo della cerimonia perché finalmente adesso la nostra Presidente della Commissione, Paola Marini, spiegherà nel dettaglio qual è stato il lavoro della Commissione quest'anno per arrivare poi al premio. Cara Silva, finalmente avremmo voluto continuare a sentire le parole del nostro patriarca, che veramente dà un senso profondo e condiviso al lavoro e all'esistenza di tutti noi, e perciò veramente lo ringraziamo di cuore. Quindi vorrei non parlare mai e continuare a sentire parlare lui. Allora, Eccellenza Reverendissima, caro, se mi posso permettere, primo procuratore di San Marco, autorità, presidente, premiati, ospiti e cari soci dell'Ateneo Veneto, grazie di avermi dato per la seconda volta il grande onore di presiedere questo premio così importante per tutta la città, come abbiamo sentito dagli interventi particolarmente centrati che mi hanno preceduto. Avete anche udito già la composizione della commissione. Vorrei solo ricordare che ha seguito i lavori per ragioni tecniche anche l'ingegner Mario De Marchis, che Silva Menetto ha coordinato in modo impeccabile tutti i nostri lavori, che il segretario della commissione è stato Maura Manzelle, che ringrazio veramente di cuore, la quale ha curato anche la pubblicazione insieme con Gianmario Guidarelli, e vi invito a rivolgere un po' di attenzione a questa pubblicazione, perché credo che dopo l'uscita nel 2019 dei 3 grandi volumi sulla Basilica e dopo l'uscita nel 2021 del 15° quaderno della Procuratoria, era difficile aggiungere qualcosa, e invece credo che sia stato fatto grazie al bellissimo intervento del primo procuratore, all'elenco straordinariamente sintetico e straordinariamente dettagliato del proto Mario Piana, grazie alle schede tecniche degli ingegneri che ci raccontano alcuni dei miracoli che sono riusciti a compiere, miracoli scientifici in questo caso. E quindi credo che questa piccola pubblicazione veramente riesca a dare un contributo alla conoscenza di questo insieme straordinario. I lavori della Commissione sono stati, come avete inteso, particolarmente armoniosi, partecipati e condivisi, e crediamo e speriamo di aver dato il piccolo contributo, una testimonianza di quell'attenzione che ciascuna comunità è chiamata a dare al patrimonio culturale, che arricchisce in modo così significativo di valori, di qualità, la vita di ciascuno di noi. Bene, ricordiamo tutti la situazione in cui ci trovavamo il 16 novembre del 2019. Non sapevamo che avremmo avuto altri 35 giorni di patimenti, magari non così gravi, ma fino a Natale. Non sapevamo che si sarebbe scatenata la pandemia, non sapevamo ancora che sarebbero iniziati i sollevamenti sperimentali del Mose. Quindi quando abbiamo cominciato all'inizio del 2021 il lavoro, lo abbiamo fatto come tutti, trovandoci online su Zoom, e i primi sopralluoghi sono stati particolarmente cauti e circospetti, perché erano veramente tra le prime attività che facevamo in presenza. Tenendo a mente l'apertura del regolamento all'intera città metropolitana, abbiamo effettuato dei sopralluoghi veramente interessanti, che non vi svelo, un po' lo fa Mariano Carraro nella sua introduzione, ma non tutti, e che consegniamo idealmente alle commissioni che verranno dopo di noi, perché si tratta di lavori ingenti e che avranno sicuramente un seguito, che avranno un tempo magari di maggiore avanzamento, in cui altre commissioni
potranno prenderli in considerazione. Abbiamo pensato anche al futuro del premio Torta. Un intervento a Marghera che ci sta invece particolarmente a cuore, non soddisfava del tutto, ne soddisfava moltissimi, ma non del tutto i requisiti che ci eravamo proposti. Proprio in quel momento ci siamo resi conto che la Procuratoria di San Marco non aveva mai avuto il premio Torta. Nel 1991 lo aveva avuto il proto Ettore Vio per i lavori in generale e per la promozione del rilievo fotogrammetrico. Ora, diciamo che anche se guardiamo la storia del premio ci rendiamo conto che siamo passati da premiare il premio passato, perché noi abbiamo fatto solo l'ultimo piccolo pezzo di strada, delle singole personalità, a premiare piuttosto dei lavori, delle istituzioni, dei gruppi. Ciò non significa che non potranno poi ritornare delle premi a delle singole personalità, e come ha detto giustamente il Patriarca, questo idealmente è un premio a Carlo Alberto Tesserin e al suo fianco a Mario Piana, ma è un premio a tutto il gruppo di lavoro. Perché allora premiare la Procuratoria di San Marco vuol dire, da una parte, premiare un eccezionale laboratorio di scienza del restauro e dall'altro di premiare una risposta straordinaria a questa situazione gravissima in cui ci siamo trovati, che ha cambiato anche proprio il lavoro stesso della Procuratoria. Tutto questo va fatto, secondo me, rievocando quasi il clima dell'antico cantiere medievale della costruzione. È un lavoro corale, è un lavoro collettivo, dove anche i più piccoli lavori, che non sono mai piccoli vista l'eccezionalità del contesto, vanno tenute insieme da una visione generale forte di tutto l'edificio e del suo rapporto con la città, che richiede una specializzazione altissima, un continuo aggiornamento, il tramandare antichi saperi tradizionali, appunto, ma nutrirli della nuova ricerca in cui proprio gli ingegneri, devo dire, ma tanti altri ricercatori si distinguono. E questo va fatto mentre arrivano 3,5 milioni di visitatori l'anno e la Basilica continua a svolgere la sua attività religiosa, ma la sua accoglienza turistica. Va fatto in condizioni di un contesto che è di per sé delicatissimo e reso ancora più critico dai cambiamenti climatici ed etno-antropologici. E va fatto in un quadro normativo e autorizzativo, lo ha detto molto bene il Patriarca, che se da una parte ci dà le garanzie della massima attenzione, vista l'eccezionalità della situazione, dall'altra purtroppo gravemente non è in grado di rispondere alle tempistiche che sono richieste. Quindi abbiamo una delle principali, delle grandi, tra le 25, una delle più grandi tra le 25 fabbricerie italiane, che mi piace dirlo perché mi sembra che non sia mai stato ricordato, ha anticipato un modello di gestione che negli ultimi anni è diventato sempre più esteso nei teatri, nei siti archeologici, nei musei, nelle biblioteche, il modello dell'autonomia. Oggi parliamo di autonomia dei musei, di autonomia dei teatri, ma l'autonomia è stata sperimentata in Italia, un altro merito delle procuratorie, a partire dal 1931 da queste grandi fabbricerie, le quali hanno avuto il compito e hanno il compito di occuparsi della conservazione e della fruizione religiosa e turistica. Quindi un ambito di responsabilità molto grande che richiede una armonizzazione molto, molto paziente, molto attenta, molto delicata. Tutto questo lavoro viene fatto dai 7 procuratori, guidati dal primo procuratore, dai maestranze, che sono 15, sono poche forse, ma suppliscono questa esiguità di numero, con la loro straordinaria dedizione e con la loro competenza nel campo sono mosaicisti, restauratori della pietra, lapicidi, falegnami,
vetrai, saldatori del piombo, elettricisti e manovali, che vengono guidati da un ufficio tecnico con un proto e un ingegnere. Ora io credo che in queste mie poche parole e poi l'intervento che farà Gianmario Guidarelli vi spiegheranno, ma non ce n'è pure bisogno di spiegare, le motivazioni profonde di questo premio. Però non abbiamo voluto dimenticare un altro intervento molto importante che è avvenuto proprio nel lasso di tempo che è considerato dalla edizione 36esima, vale a dire il restauro dei Giardini Reali. Venice Gardens Foundation e Adele Rebaudengo hanno allargato straordinariamente il campo del restauro all'attenzione ai giardini, un tema che per Venezia è straordinario, ma che è straordinario per tutte le nostre comunità, ma Venezia ha una quantità di esempi che quasi gareggia con quelli delle chiese quanto a funzione e a diffusione, e che ha cominciato a partire dai Giardini Reali, un grande inizio, ma pensiamo che ci sarà anche un seguito, e soprattutto si è anche presa cura impegnandosi per 20 anni ad assicurarne la manutenzione. Ecco, questo è stato il nostro lavoro e capite che è stato un grande privilegio poterlo fare, e per cui grazie veramente all'Ateneo di averci invitato a farlo. E ora chiedo all'ingegner Sandro Boato, presidente del Collegio degli Ingegneri, di unirsi a me per leggere la motivazione alla menzione speciale. Allora, la Commissione del Premio Costa nel 2021 ha attribuito la menzione d'onore a Venice Gardens Foundation per aver esteso l'azione di restauro al grande patrimonio dei giardini storici, a cominciare dai Giardini Reali di San Marco, recuperati all'uso pubblico con competenza e passione, assumendosi altresì l'impegno ventennale della loro manutenzione, accompagnata da un'intensa attività di formazione, sensibilizzazione, valorizzazione e divulgazione. Invito Adele Rebaudengo a ritirare. C'è una. No. Sì. Ecco. Eccoci qua. Intanto cambio perché se parla da là. Ecco, Da prego. questo, sì. Da questo qui. Ringrazio moltissimo l'Ateneo Veneto, il Presidente Giampaolo Scarante e tutta la Commissione di questo importante premio, e la Presidente e l'amica Paola Marini, perché hanno avuto una particolare sensibilità a questo tema dei giardini. Tema dei giardini che purtroppo negli ultimi decenni abbiamo visto nella progettazione delle città un po' dimenticato, anzi purtroppo molto dimenticato e troppo spesso violentato. E quindi la fondazione che rappresento, Venice Gardens Foundation, cerca nella città di Venezia di avvicinarsi a questa tematica facendo il possibile per la città. Sostanzialmente i principi che guidano la nostra azione un po' eroica sono certamente quella di restaurare un patrimonio botanico e artistico così importante del nostro Stato, quindi un patrimonio di tutti noi, ma certamente è per noi molto importante restituire ai giardini questo ruolo fondante, fondamentale, proprio che rivestono in un contesto cittadino, quindi un ruolo sociale e comunitario
importantissimo. Come diceva il nostro eminente patriarca, quanto è importante per le persone avere di nuovo dei luoghi per incontrarsi. Questo è importantissimo. Il patriarca è stato con noi ai Giardini Reali insieme a Nadia De Lazzaro, fantastica, con 300 bambini che presentavano i loro disegni per Venezia e Beirut. È stato un momento importante, fondamentale, così come vediamo che i veneziani che mi dicevano noi andavamo a giocare da piccoli, poi non siamo più tornati perché erano abbandonati, oggi ritornano ricordando con commozione quei momenti e si commuovono nuovamente vedendo le fioriture e i giardini. E come ultimo obiettivo nostro è quello di ricordare che i giardini ci fanno sentire che non siamo fatti di sola materia, ma anche di spirito, e l'armonia con la natura ce lo ricorda in un modo straordinario. Ecco, io credo che tutti i grandi progetti, i progetti importanti, si fanno se c'è anche armonia tra tutti quelli che partecipano a questi progetti. E quindi io voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno da subito creduto in questo progetto e ci hanno accompagnato in questo percorso. Quindi naturalmente il Demanio, che è proprietario del bene che ce l'ha dato in concessione, ma anche la città e soprattutto la città di Venezia, che in questo percorso c'è stata vicina giorno per giorno insieme alla soprintendenza, aiutandoci a risolvere le complesse problematiche che abbiamo affrontato durante il restauro. E quindi ringrazio l'assessore Francesca Zaccariotto, che allora era anche presidente della provincia quando abbiamo cominciato, quindi proprio abbiamo fatto i primi passi insieme. Ringrazio Assicurazioni Generali che ha reso possibile il restauro e soprattutto ringrazio i professionisti che hanno lavorato con noi, quindi ringrazio l'architetto che purtroppo non è qua oggi con noi, Paolo Peirone, che ha ridato vita a questi giardini rispettando la scansione e il progetto originale del giardino all'italiano ottocentesco, ma portando grande vivacità e grande esuberanza e grande libertà nelle aiuole. Ringrazio l'architetto e amico Alberto Torsello che è qua oggi insieme a noi perché ha veramente svolto un lavoro eroico e perfetto in tutto quello che è stato il restauro architettonico dei Giardini Reali, quindi il ripristino della serra, le architetture del Santi e molto importante anche il ripristino del ponte levatoio che ci porta in piazza San Marco. Ringrazio soprattutto i miei giardinieri e qua con noi abbiamo il capo giardiniere Edoardo Bodi, perché sono loro oggi l'anima del giardino. Noi appunto, come diceva la Presidente Paola Marini, dobbiamo e siamo felici di farlo, di curare la crescita di questi giardini e quindi la tutela di questi giardini. Lo facciamo, loro lo fanno con passione e grandissima professionalità. Abbiamo dei giardini naturalmente dove rispettiamo tutti gli aspetti biologici con il compost e quindi è veramente un'espressione di sostenibilità e di responsabilità. Quindi grazie infinite, grazie a tutti, venite sempre ai Giardini Reali, perché la vostra presenza è per noi la più grande felicità. Grazie. Bene, noi allora siamo arrivati al momento proprio del premio torta della consegna, quindi invito prima il Presidente Scarante e gli altri Presidenti a venire attorno a Paola Marini per la lettura
della motivazione. Allora, il 16° premio Torta è attribuito all'unanimità alla Procuratoria di San Marco per la vastità, la complessità e la qualità degli interventi dedicati alla conservazione della Basilica di San Marco, edificio sacro di eccellenza mondiale, emblema della città di Venezia. In forza della responsabilità attribuitala e in condizioni ambientali fattesi sempre più difficili per l'ubicazione nell'insula più bassa di Venezia e per il vertiginoso aumento del turismo di massa, la Procuratoria sviluppa con esemplare tenacia, altissima competenza e costante innovazione una continuazione di monitoraggio, di studio, di progettazione ed esecuzione, di documentazione e divulgazione, affrontando svariatissime criticità al più alto livello tecnico all'interno di una visione organica del complesso monumentale. Grazie alle sue qualificate maestranze interne, continuamente formate sui saperi della tradizione e aggiornate sulla più recente ricerca, e grazie ad apporti esterni di altissima specializzazione, la Procuratoria garantisce la trasmissione dei valori religiosi, culturali e artistici rappresentati dalla Basilica Marciana e al tempo stesso assicura la sua fruizione. Invitiamo il primo procuratore. Dallo Marino. Complimenti, complimenti. Siamo respirati per 30 secondi. Bene, adesso a te la parola. Sono davvero orgoglioso di ricevere per conto della Procuratoria di San Marco questo significativo premio. Ci tengo a ripetere di ricevere per conto dell'intera Procuratoria di San Marco, ad iniziare dagli oltre 100 collaboratori che lavorano in Basilica ogni giorno, quelli che ci sono di giorno e di notte, quelli che provvedono alle pulizie piuttosto che alle emissioni dei biglietti e a tutti quelli che provvedono a conservarla. Ci tengo a questa specifica precisazione, perché la Procuratoria, senza della professione che sta in tutti questi, noi non potremmo fare quello che quotidianamente siamo chiamati a fare. E allora mi sento di iniziare questo ringraziamento, che non vuole essere diverso da quello che adesso devo aggiungere, perché il premio di oggi ha per noi un significato estremamente importante. Significa che la giuria ha voluto esaminare la situazione che la cultura di Venezia sta attraversando in questo momento. E allora grazie davvero ai presidenti dell'Ateneo Veneto e dell'Ordine degli Ingegneri, e grazie
alla giuria. Sono tutti personaggi che io nella grande parte conosco da tanti anni, che ho avuto modo di apprezzare nel loro modo di affrontare il rapporto con la cultura. Ed io credo che sia importantissimo che noi riflettiamo sul momento che stiamo attraversando. A noi, come Basilica di San Marco, è affidato un compito tremendamente impegnativo. La Basilica, che festeggia nella sua storia 1600 anni, ma è abbondantemente al di là dei 900 anni della Basilica, sta vivendo una situazione non difficile, ma estremamente difficile. Perché le cose che ho avuto l'onore di ascoltare e di ricevere in maniera positiva si rivolgono alle motivazioni che hanno fatto questa scelta in positivo per noi. Ma è stato messo in evidenza che noi siamo all'interno di questa stagione, ma che veniamo dall'alluvione del 66, dove dall'alluvione del 66 eravamo convinti che avremmo trovato una soluzione che ci avrebbe messo al riparo. Siamo arrivati a dover celebrare i 50 anni e eravamo ancora molto indietro. E ci tengo a ricordare l'accadimento dell'acqua alta del 28 di ottobre del 2018. In quell'acqua alta, secondo noi insufficientemente soppesata, noi abbiamo avuto che la realtà di Venezia è stata immersa nell'acqua alta per 16 ore e i danni che abbiamo avuto in quell'acqua alta sono stati drammatici. Noi a seguito di quell'accadimento abbiamo deciso di fare un nostro progetto che abbiamo presentato alle autorità per volere spronare che si doveva affrontare una situazione ambientale che ormai non tornerà più indietro, anzi rischia di andare avanti in maniera negativa. E abbiamo fatto un convegno molto riuscito, molto importante, che abbiamo fatto al Palazzo Ducale il 13 aprile del 2019. E in quella sede abbiamo presentato un progetto, che è poi quello che è stato approvato di recente, ci lasciava sperare in tempi veloci. E poi cos'è invece che è accaduto? Che 2 anni e un giorno fa è capitata l'acqua alta del 12 di novembre del 2019. Ecco, mi acconsentirete che quella giornata terribile, ma più che quella giornata, la notte terribile, dove ci siamo trovati a registrare situazioni che non avevamo mai avuto nella Basilica di San Marco. Quando per la prima volta l'acqua è entrata dalla capacità di divelvere le finestre, che hanno allagato tutto lo spettro della parte più riservata della Basilica, la cripta, e contemporaneamente alcune lastre di piombo, mai intaccate dal vento, sono cadute dalle cupole. Ebbene, quella situazione ci ha regalato una condizione a cui non eravamo stati sufficientemente attenti. Ecco, io ho dovuto dormire quella sera al Lido perché non riuscivo né più ad andare a Chioggia, dove abito, e né di tornare a Venezia, perché non si poteva andare né da una parte né dall'altra. L'ho trovato da dormire lì
e sono stato svegliato da Sua Eccellenza il Patriarca alle 6:30 del mattino, e mi perdonerà se faccio questa mia comunicazione, informazione a quelli che sono presenti, e mi chiedeva quando sarei andato in Basilica. E ho detto: Eccellenza, appena mi è possibile qua, perché non si può andare da nessuna parte. E mi ha detto: quando può venga. E io sono riuscito ad arrivare a San Marco con gli stivali alla cinta alle 8:30 del mattino. Entrando ho trovato un operaio, vestito da operaio, che lavorava assieme ai nostri collaboratori per cercare di mediare i tanti danni che la Basilica aveva subito. E mi sono accorto che era il nostro Patriarca. Mi ha colpito perché lui incoraggiava tutti e non usava espressioni di disfatta, ma recepiva immediatamente che non era più acconsentito a nessuno di aspettare. Era arrivato il momento in cui le condizioni di Venezia dovevano avere le risposte che erano state previste ma non realizzate. E immediatamente abbiamo avuto le visite del sindaco, di parlamentari, dei ministri e un po' di tutti, no? E avevamo la fortuna che da quel momento Sua Eminenza il Patriarca, per noi almeno, ha assunto un ruolo non solo di guida religiosa, ma di protagonista nel far comprendere che quella che è la realtà di Venezia aveva ed ha bisogno di superare le lungaggini e dare le risposte vere. E io ho apprezzato un protagonista di un percorso di cui ancora oggi abbiamo bisogno. Abbiamo avviato nei primi mesi alcune cose importantissime, al mio modo di vedere, facendo delle fatiche enormi all'interno della Basilica, ma con una guida che aveva trasferito in noi una coscienza più forte di prima e anche una pienezza di convinzione che non era la stagione dei pianti, ma era la stagione delle scommesse. Poi si è verificata la sciagura della pandemia e la pandemia ci ha messi fuori gioco. Già che diciamo queste cose, quello che ci sembrava ormai in fase di realizzazione è stato giustamente, comprensibilmente attutito da questa situazione drammatica. E abbiamo passato davvero dei mesi in cui ci interrogavamo cosa ci sarebbe capitato. E devo dire che anche lì Eminenza il Patriarca ci ha indirizzata la strada, quella che anche questa situazione sarebbe passata. E siamo orgogliosi di poter dire che chi ha cercato di poter essere all'interno della Basilica ha trovato sempre la porta aperta, che tutti hanno trovato che il sabato e la domenica ci sono state celebrate le funzioni religiose e che tutti i giorni hanno avuto la celebrazione delle 3 messe. Voi direte: perché il primo procuratore, nel momento in cui riceve un premio così importante, ci dice queste cose? Perché mai come in questo momento
con le ricadute e le riprese di queste pandemie che si sono succedute, abbiamo avuto modo di rendersi come non mai conto che il percorso del divenire per Venezia è nella capacità di mettere, è brutto dire a profitto, ma mettere in una capacità mondiale le ricchezze di cultura che ha. Tutto viene se la cultura rimane la capacità di attrazione per i secoli a venire. E dobbiamo rileggere quello che sono stati i doge di allora. La Basilica non era nata che si è aumentata nei secoli. E il compito che viene affidato a noi è che noi impariamo quel percorso, perché vogliamo che San Marco continui a essere come prima e meglio di prima. Se durante queste pandemie siamo riusciti, porto un esempio solo, a modificare tutto il nostro sistema di accoglienza in Basilica, mettendo a disposizione non più quello che era meccanico, ma passando alla parte della digitalizzazione anche per la bigliettazione, che sembra una stupidaggine ma è difficile mettere in piedi, ci ha fatto riandare ai messaggi positivi che ci erano fatti da Sua Eccellenza e che ci erano progressivamente avvertiti anche da altri che all'interno della realtà culturale Venezia stanno operando. E per questo io continuo a dire, guardate che questa non è la stagione di guadagnare soldi, questa è la stagione di fare gli investimenti. E noi come Procuratoria siamo convinti che questo va fatto, che abbiamo iniziato a fare e che continueremo a fare. Ci teniamo a dire che il percorso che consideriamo nato con quell'alluvione del 18 e che si è protratto anche al giorno di oggi, vedrete che oggi non ci sarà la quarta come la intendiamo noi, ma ormai non c'è giornata del mese di ottobre o di questo mese di novembre in cui non ci sia stata la quarta. Perché quando arriviamo a 60 centimetri per noi di San Marco sappiamo cosa vuol dire. E sappiamo perfettamente che i danni sono ingenti, perché la salsedine non riusciamo più a mandarla via se non fermiamo l'acqua prima. E allora, in una giornata di festa come questa, il mio compito è di dire davvero grazie. Grazie al nostro patriarca, che abbiamo la fortuna di averlo, grazie ai rappresentanti delle istituzioni, in particolarissimo al rappresentante, perché ci conosciamo da tanti anni, alla presidentessa della giuria altrettanto, al presidente dell'ordine degli ingegneri, abbiamo lavorato tanti anni insieme in regione, al presidente dell'Ateneo Veneto, a tutti quelli che oggi hanno voluto essere con noi per questo riconoscimento alla realtà della Procuratoria. Ci tengo anche a dire che quando noi parliamo della Procuratoria parliamo di una fetta della realtà della Basilica di San Marco e della interezza di quello che anche noi contribuiamo a cercare di rendere a disposizione della collettività. Io spero che il premio che viene fatto non a me, ma alla Procuratoria nella sua interezza, sentiremo parlare bene, meglio di me, dagli esperti che diranno perché è stato riconosciuto questo premio per la capacità di rispondere a quello che vuol dire la Basilica San Marco di oggi e di domani, ma più ancora oggi noi ringraziamo le istituzioni. Noi abbiamo avuto degli aiuti importanti
solo dalla Regione. Le altre istituzioni avevano sicuramente altre problematiche, ma abbiamo bisogno che la collettività veneziana, insieme con le istituzioni, siano in grado di superare i condizionamenti della pandemia per riaffermare quello che è il ruolo di Venezia per sé, per la sua laguna, per la regione del Veneto, per l'Italia e per il mondo. Io spero che questo premio aiuti noi e tutti voi e tutti insieme a rispondere positivamente. Grazie. Era previsto, mi sentite? Era previsto a questo punto un intervento tecnico del proto Mario Piana, che ha avuto dei problemi di salute, speriamo in fase di superamento, problemi che lo hanno fatto molto soffrire insieme con lui i suoi cari. Adesso speriamo che la situazione sia in miglioramento, ma d'accordo con Mario Piana, a cui facciamo gli auguri più cari, abbiamo chiesto ad uno dei membri della Commissione, Gianmario Guidarelli, di sintetizzare il bellissimo contributo che l'architetto Piana, che il proto ha steso per questa pubblicazione. Prego Gianmario, qui. Bisogna aprirgli il PC. Buongiorno a tutti. A me il compito, di cui sono molto onorato, di ripercorrere in maniera sintetica gli ultimi anni di interventi, di interventi tecnici della Procuratoria di San Marco. Si tratta di un ente in cui lavorano, come è già stato ricordato da Paola Marini, una quindicina di maestranze specializzate che coprono tutte le esigenze di manutenzione e di restauri anche più importanti che di volta in volta si presenta la necessità nel cantiere della Basilica e di alcuni edifici adiacenti. Un'operazione, un vero e proprio cantiere continuo di costruzione più che di conservazione, in cui mosaicisti, manovali, restauratori della pietra, falegnami, eccetera, sono coordinati dal proto Mario Piana. In seguito alle grandi invasioni mareali del 2018 e soprattutto all'Acqua Granda del 2019, che è stata così efficacemente, così intensamente ricordata sia dal Patriarca sia dal primo procuratore, si sono verificate dei gravi problemi all'interno della Basilica, dei gravi problemi che vanno al di là delle esigenze quotidiane di manutenzione e di conservazione della Basilica. L'Acqua Granda soprattutto ha condotto alla accumulazione di ragguardevoli quantità di sali nelle ossature murarie e soprattutto ha portato a una grande pressione dell'acqua per lunghe ore, come è stato adeguatamente ricordato, che ha sottoposto anche a un carico meccanico le murature. La conseguenza di questo grave episodio ha portato
a una cristallizzazione salina nei confronti di tutti i materiali presenti nell'edificio, quindi non soltanto alle strutture gravemente danneggiate, ma anche a tutte le opere lapidee, alle sculture, alle modanature, ai rivestimenti lapidei, che hanno obbligato a trovare delle soluzioni immediate ed efficaci. Ecco, questo secondo noi è uno dei primi aspetti, dei più importanti aspetti dell'intervento e anche della strategia complessiva di intervento che in questi anni si è svolto all'interno della Basilica, cioè quello della sperimentazione continua. Una sperimentazione continua che in questo caso ha portato a un intervento immediato di rivestimento soprattutto del pavimento, con una prima strato di impacchi, che poi delle vere e proprie bendature provvisorie in tela di cotone e di resina acrilica, che poi una volta che hanno asportato la maggiore quantità possibile di sali delle formazioni di cloruro di sodio che si erano accumulate nel pavimento, una volta passati a questa prima fase di emergenza, si è provveduto, lo vedete nell'immagine in alto a destra, all'intasamento delle cavità che si erano prodotte. Un problema molto grande perché nel futuro potrebbe portare a ulteriori problematiche. Quindi un intasamento delle cavità sottostanti al pavimento mediante iniezione, lo vedete in questa immagine, accurata e analitica di malte a base di calce idraulica con basso tenore di sali e polvere di cotto. La sperimentazione, soprattutto nel caso del restauro e soprattutto a Venezia, non può che mettere insieme tecnologie innovative ma anche il rispetto della tradizione costruttiva veneziana. E questo che per me, che di mestiere faccio lo storico dell'architettura, mi sembra un mirabile esempio di strategia di conservazione continua che permette anche di intervenire in casi di assoluta emergenza come questo, trovando immediatamente delle soluzioni adeguate ai vari problemi. Nel caso dei restauri immediati, del consolidamento dei pavimenti, in questo modo si è potuto evitare il distacco e la dispersione delle tessere marmoree e quindi anche in qualche modo un primo consolidamento della situazione. Questi interventi in emergenza però fanno parte di una continua opera di una vera e propria invenzione tecnologica, un incrocio di saperi, come è stato detto precedentemente, che portano di volta in volta ad adottare strategie diverse per i diversi tipi di problemi a cui si vuole trovare soluzione. Per esempio, negli ultimi anni fra le innumerevoli opere di consolidamento e di restauro, si è provveduto per esempio al restauro della rota pavimentale nella Cappella della Madonna Nicopeia, lo vedete qua, con un'operazione di grande raffinatezza esecutiva, ma anche, lo vedete in questa immagine in basso a destra, al restauro dei mosaici del Nartesce posti alla sinistra nel portale di San Clemente. Ora, questi interventi macroscopici vanno insieme, vanno inseriti in una operazione complessiva di minuziosissima attenzione e intervento quotidiano sulle strutture e fino alla piccola scala delle decorazioni scultoree e dei mosaici. Vi mostro qui l'elenco, semplicemente un elenco pubblicato da Mario Piana nel libro a cui abbiamo fatto riferimento prima, in cui si indicano analiticamente tutti gli interventi realizzati negli ultimi anni, non solo alle strutture, per esempio al transetto, al Nartesce, ma anche all'intero complessissimo, straordinariamente ricco apparato decorativo di tutta la Basilica, ma anche alla Torre Campanaria, alla Loggetta Sansoviniana, all'ex chiesa di San Basso e al compendio di Santa Pollonia, cioè di tutti quegli edifici del complesso marciano di cui è responsabile la Procuratoria. Ora, in questa operazione di continua
attenzione, di continua cura, perché questo è il termine giusto, una cura continua, come è stato detto precedentemente, la Procuratoria si avvale anche della collaborazione di professionisti esterni, come per esempio nel caso del restauro delle colonne del Nartece, che vedete in questa immagine in alto, in cui Franco Pianoni, insieme ai suoi collaboratori come Alessandro Zamara e Marco Motisi, hanno dovuto inventare un sistema per il sollevamento delle colonne nel Nartece, un'ossatura in acciaio che ha permesso di sollevare le colonne in modo da poter consolidare le basi, quindi sollevarle in modo da poter consolidare le basi, permettendo nel contempo l'accesso alla basilica, quindi senza impedire, come ha detto prima efficacemente il primo procuratore, l'accesso e l'uso di vario tipo, religioso e turistico prima di tutto, della basilica. Un altro tipo di intervento che ci è sembrato particolarmente significativo, allargando di scala, è quello che ha condotto l'ingegner Daniele Rinaldo e Diego Semenzato per la difesa della basilica dalle invasioni mareali medio-alte, ciò di cui faceva riferimento prima il patriarca, ovvero sia a quel problema inerente alla conformazione dell'insula marciana, che vede purtroppo continue invasioni di marea dell'area della basilica. A questo, sappiamo, è stato detto prima dal primo procuratore, è in atto un progetto complesso di protezione meccanica, di cui fa parte integrante questo progetto in fase di realizzazione, lo vedete nell'immagine in basso, che impedirà o almeno ridurrà grandemente gli allagamenti alle aree limitrofe della basilica attraverso un doppio sistema di chiusura attraverso delle valvole meccaniche all'interno dei gattoli, lo vedete qua, dei gattoli che innervano il sottosuolo della platea marciana, e un impianto che successivamente alla chiusura dei gattoli potrà svuotare il tratto di rete dalle acque meteoriche e dall'acqua alta stessa. Il tutto gestito attraverso una centralina che controlla questo sistema complesso di ingresso e uscita dell'acqua. Ora, tutte queste operazioni che di volta in volta, come ho detto, si avvalgono di un equilibrato rapporto fra il rispetto delle tecnologie costruttive lagunari, di cui la Basilica di San Marco è stato un importante laboratorio di sperimentazione durante i secoli, e l'adozione di tecnologie all'avanguardia, si avvale anche di una rete estesissima che continua nel tempo da almeno 2 secoli di conoscenza della Basilica. Nel periodo che noi abbiamo considerato, cioè gli ultimi anni, è stato condotto proprio al fine di conoscere questo manufatto in continua evoluzione, è stato condotto un rilievo laser scanner dell'intera basilica e di tutti gli apparati decorativi affidato al Politecnico di Milano. Non solo, è stato anche fatto un'amplissima opera di digitalizzazione di tutto il patrimonio documentario conservato all'interno della Procuratoria, cioè le lastre fotografiche su vetro, il fondo di disegno e i calchi antichi. Contemporaneamente una serie di pubblicazioni che hanno messo a sistema tutte queste conoscenze che si sono nel corso degli anni accumulate, fra cui l'importantissimo volume curato da Ettore Vio, La Basilica di Venezia, Arte, Storia e Conservazione, e poi la serie che sta continuando dei quaderni della Procuratoria, che hanno avuto un importante evento nella pubblicazione del quaderno numero 15, da poco pubblicato nel 2021, che fa il punto degli ultimi anni di conoscenza della Basilica. Insomma, un vero e proprio cantiere della conoscenza, dove intervento in casi eccezionali e di conservazione, di normale conservazione, sono profondamente intrecciati fra di loro. Un cantiere in cui la sperimentazione e l'intervento sono collegati indissolubilmente in una
luogo dove non si fa manutenzione e conservazione, ma dove si fa costruzione. Costruzione non solo di oggetti, ma soprattutto di significato. Ed è per questo che noi abbiamo considerato di così straordinaria importanza l'opera della Procuratoria, che affida alle generazioni future un luogo denso di significato. Grazie per l'attenzione. Grazie. La cerimonia di consegna del premio Torta sta per concludersi, cosa che farò fra qualche istante. Però vi pregherei di ascoltare alcune mie parole che rivolgerò direttamente alla mia persona, a me stesso, cioè parlerò di me. Questa cerimonia rappresenta per me l'ultima cerimonia pubblica di un certo rilievo alla quale io partecipo come presidente dell'Ateneo Veneto. Il mio mandato, iniziato 4 anni fa, sta per concludersi. 4 anni sono un periodo lungo, ma in realtà sono parsi brevissimi. E fra poche settimane, il 10 dicembre, questa istituzione, seguendo i suoi rituali che durano da 200 anni, nominerà un nuovo presidente che l'accompagnerà nei prossimi 4 anni. Ecco, io al termine di questo mio percorso, che vi dicevo è stato lungo e breve al tempo stesso, sento sinceramente, anche al di là di ogni formalità, di esprimere un pensiero grato a tutti coloro che io ho incrociato in questo periodo. Che siano le istituzioni, che siano i singoli soci, i singoli cittadini, le associazioni. Le istituzioni. Io sono grato al Comune di Venezia e sono lieto che Francesca Zaccariotto sia qui oggi e la prego di trasmettere questi miei sentimenti, perché ci ha aiutato. Quello che, se voi alzate gli occhi e vedete la nuova illuminazione dell'Ateneo Veneto, che è stata realizzata rifacendo interamente l'impianto elettrico e dotando l'Ateneo di delle luci più moderne che ci sono oggi, sono le luci della Guzzini, spero non sia una promozione pubblicitaria indebita. Ecco, io ringrazio il Comune di questo sostegno che ci ha dato in questa cosa che io ritenevo molto importante. E ringrazio quindi, la prego Francesca Zaccariotti di trasmetterlo al primo cittadino, all'assessore Zuin che materialmente ci ha aiutato per quanto riguarda questa cosa. Ma anche la Regione Veneto, che mi spiace che l'assessore Calzavara non sia riuscito a raggiungerci, con cui abbiamo avviato da pochissimo un programma, un progetto su cui conto molto, che diciamo è una voce diretta ai veneti del mondo, veneti che oggi sono raggiungibili anche dall'Ateneo Veneto tramite il mezzo informatico che ci consente di non avere più limiti. Ma anche il Patriarca di Venezia, Sua Eccellenza Reverendissima, il Patriarca di Venezia, che ha compiuto la sua visita 2 anni fa, una visita pastorale che noi tutti ricordiamo con grande affetto, devo dire, e con il quale, mi permetto di dirlo anche se a distanza, io ho condiviso in profondità tante sue valutazioni sul presente di questa città. Ho condiviso la sua indignazione per quello che non si fa e ho condiviso il suo incoraggiamento per fare quello che si deve fare. E poi soprattutto, non ultimo, voi qui presenti. Idealmente questo pubblico che ho davanti a me mi fa pensare a quell'enorme platea di persone che si sono succedute all'interno dell'Ateneo Veneto in 4 anni. Migliaia di persone che si sono alternate in queste sale. Ecco, io ho un pensiero veramente grato, veramente riconoscente a tutta questa immensa platea che immagino oggi davanti a me, perché mi hanno consentito di avere un'esperienza personale che per me è stata straordinariamente ricca e intensa e che considero importantissima. Grazie e arrivederci. Bene, noi a nome dell'Ateneo Veneto, come corpo dell'Ateneo Veneto, ci sentiamo di ringraziare il nostro Presidente. Allora, la cerimonia per la 36esima edizione del Premio Torta si conclude qui. Io ringrazio voi che eravate presenti, ma anche chi ci ha seguito dal canale YouTube. E resterà questa registrazione per quanti non hanno avuto l'occasione di essere presenti e vorranno rivederla. Grazie davvero e per il Premio Torta a fra 2 anni.